Benvenuti a Shooting, cari amici. Quest'oggi entreremo nel mondo variegato e denso di significati del medicartista. Sto parlando di Salvatore Nogera Bracco. Buonasera Salvatore. Buonasera a tutti. Benvenuto innanzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito a Shooting. Grazie a voi per avermi chiamato, penso che sia un'occasione interessante per poter parlare, finalmente dirsi delle cose, no? Che normalmente teniamo solo per noi. Assolutamente, oggi sveleremo tante cose anche carine del tuo percorso, inedite. Ci diamo del tu? Ci diamo del tu. Pensavo che in televisione ci si desse del lei, comunque va bene. Noi siamo sempre fuori dagli schemi. Va bene, allora diamoci del tu, è bellissimo. Assolutamente, vogliamo un po' capire cosa significa medicartista, però vogliamo capirlo a partire dall'inizio, insomma, Mamma mia. Un po' partiamo proprio da quando nasci, dove nasci? In Brianza, ecco, io vorrei un po' capire. È stranissima questa cosa, uno nasce in Brianza, dice di dove sei tu? Di Desio, in Brianzolo, che è in provincia di Milano quando sono nato io, adesso è in provincia di Monza Brianza, che la questione insomma mi creano qualche difficoltà di identità, no? Perché quando uno ha delle radici ha la necessità di riconoscersi in queste radici, no? È ovvio che io sono nato a Desio per delle circostanze particolari, perché mio padre era immigrato, lavorava all'Auto Bianchi, e comunque lì, sai, questa cosa di Desio, cioè di Milano, io sono stato lì fino a 6 anni, ha dato un'impronta speciale alla mia vita, perché anche da un punto di vista artistico, teatrale, musicale, ho nelle orecchie la prima formazione, i primi ascolti, che sono il cabaret milanese, Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Cocchi e Renato, cioè, tutta una serie di modi di vedere la vita che nulla avevano a che fare con il mondo contadino dal quale io provenivo, e che lì già a Milano a quell'epoca, per quanto già fosse boom economico, già cominciava a trasformarsi in post-industriale. Immaginate questa parola difficile, post-industriale, e nanne ancora eravamo per Dana, cioè immaginate un po' questa cosa. Assolutamente, no? quindi Ecco. si parte dalla Brianza, poi Sicilia, Palermo, Roma, giri l'Europa. Sì, poi dalla Brianza, indovina un po' dove andiamo? Nell'ombelico del mondo, che per adesso io considero il mio centro vitale, la radice delle radici, che si chiama Naro. Naro, ecco, io volevo arrivare proprio là. Ecco, Salvatore Nogera Bracco, quanto si sente narese e quanto si sente brianzolo? Caspiterina, che bello! No, perché io quando parlo in italiano, non è che la cavata siciliana, voglio dire, nel senso che io mi sento tutto ciò che mi nutre, tutto ciò che mi dà la possibilità di esprimere quello che ho dentro, chiamiamoli talenti, chiamiamole capacità, chiamiamole competenze, quello che ti pare, e ognuno di noi avrebbe il diritto tra l'altro di esprimere se stesso. E intanto io il penultimo spettacolo che ho fatto, l'ho presentato all'Expo di Milano nel 2015, si chiama appunto Io siciliano sono, anzi di Naro, proprio per definire al meglio questa origine, no? Ho la necessità di sentirmi appartenente a una tradizione. Io siciliano sono, quindi di Naro, è andato, dicevi, all'Expo di Milano, Sì. Quindi cosa significa esportare sicilianità? Un bel fardello, insomma, non è facile portare il nostro punto di vista. Sai, quando uno ha una radice, allora, l'importante è riconoscersi in una radice, perché la radice ti nutre, ti fa essere quello che sei, ti dà un'identità, no? Il tuo nome, il tuo cognome, la tua storia, la tua famiglia, non puoi rinnegarla, e anzi tu vivi grazie a quella radice. È ovvio che ci sono delle cose senza ipocrisie che non vanno tanto bene, ma quando tu vai fuori, in realtà non stai portando mafia, non stai portando malesseri, non stai portando disagi, stai portando la capacità di esprimerti, stai portando teatro, stai portando musica, stai portando letteratura, stai portando una cultura incredibile, stai portando una storia che ha le sue radici veramente nella notte dei tempi. Stai portando, non lo so, se io dico Agrigento e vado a Milano, con tutto il rispetto per la più grande situazione economica italiana, sto portando una letteratura che da sola vale una nazione intera, no? Quindi io quando vai a Milano sto andando da Agrigentino con Empedocles, con Pirandello, con Leonardo Sciascia, con Tomasi di Lampedusa, che ne so, dimmi tu, con Matteo Collura, con Simonetta Agnello, con Andrea Camilleri. La voglia di portare tutto il bello. Non c'è dubbio, il bello è che vuole esplodere, perché ce n'è tanto, talmente tanto. Ma esplode comunque, è che noi siamo rinchiusi dentro un luogo comune, capito? I siciliani sono mafiosi, ma ci sarai tu e tua sorella mafioso, perché in realtà la Sicilia non solo non è mafia, anzi
dovrebbe essere dal punto di vista proprio anche geografico il centro della cultura mediterranea, dove anche la stessa cultura greca si è sviluppata talmente tanto da divenire a quell'epoca la Milano attuale, no? Se c'era Roma, dico, oggi c'è Roma che è la capitale, Milano è la capitale economica, ecco, la Magna Grecia e la Sicilia, non dimentichiamo che Magna Grecia e Sicilia sono due entità un po' diverse, no? In realtà la Sicilia era la Milano di allora, immagina città come Agrigento, come Siracusa, no? Che detenevano totalmente voglio dire, l'egemonia culturale, filosofica, economica. Si potrebbe, certo. Non è pura utopia, si potrebbe comunque pian piano il fatto è che noi siamo comunque strada. artisti, i siciliani hanno una creatività, una solarità, una capacità di sorridere e soprattutto una capacità di accoglienza, no? Noi siamo... la famosa filoxenia greca. Non c'è due, bravo, wow! Ecco. Wow, e che cos'è? Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è questa... No, sto scherzando. È un bel patrimonio che i greci ci hanno lasciato, comunque certamente. Quello che l'ospite comunque è il centro, quindi viene trattato quasi come un principe, deve essere nutrito. Anche perché si garantiscono un sacco di cose con l'ospite, capito? Intanto il movimento crea scambio, crea turismo, crea economia, eccetera, eccetera, crea esogamia, è un concetto difficilissimo. Sai il discorso dell'endogamia e dell'esogamia, che bene a dire? Quando in una struttura... chiusa di un gruppo etnico si maritano tutte e tradite, sì, come dire, si ha una purezza di DNA, però poi alla fine, essendo sempre lo stesso, si rischiano di avere delle malattie. Certo, l'esogamia, cioè non è tanto il DNA esterno crea invece un rinnovamento, una possibilità di crescere, no? Di dare nuova linfa, diciamo così, alla capacità che noi già abbiamo di esprimerci e di essere. Insomma. Assolutamente, quindi la filoxenia è una cosa anche che condividiamo, anche perché non è solo l'accoglienza, ma è comunque qualcosa che ci l'amore per il diverso. Significa letteralmente l'amore per l'estraneo. Però non è soltanto questo, perché l'estraneo non è mai visto come estraneo, cioè come qualcosa che è lontano da noi, è visto come qualcosa invece che può portarci risorse. L'altro è una risorsa, anzi, ti dirò di più, un mio amico ha scritto una frase bellissima che dice che l'esperienza dell'altro è la risorsa più grande che io ho a disposizione. Quindi il confronto con l'alterità, come la intendevano i greci, è qualcosa che ti ha sempre affascinato. Fin che bella questa cosa della filoxenia, sì. Mi sembra una cosa, non lo so se c'è questo aspetto, sai, negli ambiti giornalistici, spieghi meglio questi concetti perché la gente non lo capisce, come se la gente fosse cretina. È molto basta, siamo semplice. nell'epoca globale, siamo su internet, basta che vai a cliccare, Filoxenia, vuol dire essere amici dello straniero. Assolutamente, amici per trarne, diciamo, il bello e quindi uno scambio. Per trarne risorse, per crescere. Rittina crozza sopra un cannone, fui curioso e ci vosi spiare, e da mi rispondevo con gran dolore, morire senza tocco di campari. Siniero, limeanni, siniero, un saccio uno, ora caso arrivato ad 80 anni, chiamo la vita e morti, ma risponde, ahimbawe, e consattimi l'uletto ora che i vermi sono mangiato tutto, se non lo scutto callo m'è piccato, lo scutto all'anda vita che hanno rotto. Consattimi l'uletto ora che i vermi sono mangiato tutto, se non lo scutto callo m'è piccato, lo scutto all'anda vita a che hanno rotto. Parlavi poco fa un po' di genoma, sì, arriviamo un po' alla medicina, perché comunque sei un medico e tu insomma scrivi che hai imparato a confrontarti fin da subito con il disagio, con la sofferenza degli altri e anche con la tua di sofferenza. Beh, grazie. L'hai fatto più come medico all'inizio o come artista? Beh, come persona, perché poi alla fine quando uno ha da dire delle cose
queste cose che dice non sono fine a se stesse, non è uno usa mattina e dice adesso dico delle cose indipendentemente, no? È ovvio che c'è anche la necessità di voler condividere la propria esperienza, le proprie scoperte che uno fa di sé, no? Come una specie di esploratore che va in giro e comincia a esplorare, no? E quindi a scoprire. La sofferenza dell'altro è ovvio che tu la incontri quando fai i conti con la tua sofferenza. Tu non puoi riconoscere la sofferenza dell'altro se non riconosci la tua e se non tenti anche ovviamente di superarla, perché nessuno vuole soffrire, sarebbe stupido voler soffrire, no? Allora la sofferenza dell'altro, io per la prima volta ho avuto questa consapevolezza quando da Naro a 19 anni mi sono spostato a Pavia, un'altra città importante per me, dove ho cominciato i miei studi tra virgolette medici, ma anche quelli musicali a dire il vero, e ho scoperto che non ero proprio attratto dalla medicina in quanto classificazione, in quanto no, sistema di malattie nel senso oggettivo scientifico. Sei andato un po' in crisi forse? Alla grande, alla grande. Ho scoperto invece che ero molto più attratto, diciamo così, a esplorare, quindi ad entrare in contatto con le persone che manifestavano sofferenza. E l'entrare in contatto con le persone che manifestavano sofferenza sarà un talento, sarà una predisposizione, è stato inevitabilmente mettermi in contatto con la mia sofferenza, che devo dire non me l'aspettavo, ma era grande questa sofferenza. Adesso non so perché, forse perché figlio di emigrati, forse perché non avevo ancora definito la mia identità, come dire, di luogo, no? Di provenienza, di appartenenza. Forse perché avevo molte cose da dire e non riuscivo a incanalarmi, forse perché anch'io ho subito un po' la vita per tanti motivi che non sto qui a dire. Anche perché l'artista è sensibile, diciamo, per antonomasia. Certo, e diciamo che la risorsa che l'artista ha più a disposizione è proprio il dolore da questo punto di vista, perché la gioia lo fa meditare. Cioè no? La solarità ha un'altra facciata lo che fa meditare, certamente. E però devo dire che quando ho incontrato, soprattutto a neurochirurgia, devo dire a Pavia dove ero interno, persone che campavano, che avevano una prognosi media di 50 settimane, eppure stavano bene, pur soffrendo malattie indicibili. E però devo dire che lì ho cominciato a dialogare con me stesso e con gli altri, scoprendo che la malattia in realtà è come dire, un messaggio, è un qualche cosa che ci dice di quanto noi dovremmo cambiare e non lo facciamo, no? Quindi la malattia come tentativo almeno di cambiamento che ti porta per forza di cose ad avere una visione diversa delle cose. Sembrerà un po' stupida questa cosa, un po' ingenua, un po' banale, un po' filosofica, come direbbe qualcuno. Però ti porta a dare il peso proprio al scopri tempo. che la persona deve stare al centro, perché è la persona che soffre e non è la necessità di scoprire degli altri quella malattia già classificata, ma il coraggio di avere con ogni persona una relazione esclusiva. Quindi il tuo percorso di medico ad un certo punto cambia un pochino rotta, sei sempre un medico. Cambia rotta, mi laureo in medicina, poi mi trasferisco a Palermo dove lavoro in oncologia, dove faccio la tesi in oncologia, ma poi in realtà comincio a vagare nel mondo dell'altro e soprattutto scopro la follia all'inizio e poi quello che noi volgarmente chiamiamo handicap, ma che però è stata forse l'esperienza più formativa per me, perché l'handicap mi ha permesso di riflettere sui linguaggi, no? Per cui ho sviluppato un progetto a Casa della Speranza di inizio 89, 90, 91 che si chiama Sai parlare l'handicappese. E lì dobbiamo fare però un piccolo passo indietro. Caspita, ma noto che sei molto informata. Molto. Ho capito. Ma dove ti sei? Hai guardato qualcosa su internet? Ma perché Shooting comunque è un programma che fa approfondimento e quindi dobbiamo un attimo. Grazie. Quindi siamo seconda metà all'incirca anni 80, io forse non ero ancora nata. No, ero nata, ma ero molto piccola. Ma dai, sì. E sappiamo tutti bene dello scandalo dell'ospedale psichiatrico. Ecco, certo. Brava, sappiamo bene insomma quello che è successo, Modugno, i radicali eccetera, Gad Lerner eccetera eccetera, e io ero appena arrivato da Agrigento 86, 87 così 88 insomma, e facevo il medico volontario a Manacomio, vicino
Manicomio che era poi una specie di lager, da quello che poi emerse. Beh, diciamo lager, ecco sì, però adesso cerchiamo anche di essere un po' più compassionevoli, diciamo, perché in fondo no, era proprio come era considerata la malattia mentale che rendeva lager il tutto, no? Quasi abbandonati, escrementi, eccetera, e però più li pulivi e più si lasciavano andare. E poi non c'era anche, come dire, non c'era ancora una cultura, tra virgolette, farmacologica che contenesse, no, le intemperanze, eccetera. E però anche lì ho cominciato a riflettere sul valore della persona, avere il coraggio di starci e partecipare a una serie di progetti mondiali, di cui uno bellissimo che ancora ricordo, che è quello di Villa Sorriso, condotto dal dottore da Franco Manno, con il quale siamo amici, insomma, lo saluto, eccetera. E poi anche tutte le esperienze che abbiamo fatto con l'Ufficio Promozione della Salute dell'ASP, con Gabriella Sacchi, che adesso è responsabile dell'Ufficio Promozione della Salute. Hai lavorato anche con il dottore Masini, che è scomparso da poco. Diciamo che il dottor Masini è stato il mio maestro, abbiamo lavorato, abbiamo soprattutto condiviso un sacco di esperienze per anni. Lui mi ha insegnato un sacco di cose, attraverso di lui sono diventato counselor relazionale. Il counseling è una relazione d'aiuto in cui si cerca di individuare i disagi, le problematiche, eccetera, attraverso l'ascolto, l'empatia, l'orientamento, senza mai giudicare e tenendo conto sempre delle esigenze dell'altro, per cui tu sei un umile strumento che si permette di entrare nell'altro per indirizzarlo al meglio secondo le sue possibilità. Ovviamente anche attraverso un processo educativo che poi diventa, no? Il professor Masini è stato per me un sociologo psicologo, tra l'altro, un punto di riferimento insieme a un altro medico, il professore Reale, no? E insieme a tantissime altre persone che ho così seguito nelle loro evoluzioni e di cui sono diventato molto umilmente allievo. Sì, questi pazienti tra l'altro non avevano mai avuto delle occasioni sociali, tu hai dato loro delle prerogative particolari. Diciamo che io sono orgoglioso del fatto che io sono uno dei primi medici ad Agrigento nell'88-89 che ha preso per la prima volta, quando sono state aperte le porte del manicomio, secondo le prerogative della legge Basaglia, no? Sai, questo famoso medico di Gorizia, eccetera, sì. Adesso con tutte potremmo approfondirle un'altra volta, ovviamente non sono molto ferrato su discorsi legali, legislativi, però Basaglia aveva dato come dire, degli strumenti, aveva lottato per dare degli strumenti legislativi affinché ognuno di noi, malato o no, pazzo o no, handicappato o no, avesse la dignità di persona. E come tale io prendevo gruppi di persone, tra virgolette foggi, e me li portavo in giro per Viale della Vittoria. Quanta diffidenza hai incontrato per strada? Allora, quanta paura di questo diverso, sempre tra virgolette, perché il diverso sì, non perché non poi alla esiste. fine noi entravamo in un bar, per esempio, no? E la gente li riconosceva come pazzi, come strani, e li mandava fuori, il proprietario. E ci disse: no, perché li sta mandando fuori? Una volta mi ricordo, non dico chi, una delle prime volte che siamo entrati in un bar insieme perché volevo che prendessero un caffè insieme a me. Allora, guardi, lasci stare, loro sono persone libere, escono ed entrano dal manicomio, è vero, ma adesso il manicomio è una struttura aperta, quindi se per favore gli può fare un caffè e pago io, gli ho detto, no? Cioè, tu, ma lei cosa? Sto pagando? Bene? E poi c'è questo aspetto come dire, di rompere i luoghi comuni, la follia in pochi casi è violenza, no? Ma più spesso la violenza tante volte non è affatto follia, ma anzi, no? Anzi è lucidità, no? Per è quello lucidità, fa paura, appunto, no? Quindi questa diversità, io ho sempre avuto l'idea che la diversità, la follia, l'handicap, il disagio sociale, la marginalità e via discorrendo, no? Il disadattamento, eccetera, in realtà sia un luogo in cui la normalità imperante mette le sue deiezioni, no? I suoi scarti, come se fosse la cloaca sociale dentro cui relegare le proprie mancanze, le proprie cose brutte, per non averle davanti, no? Invece io penso che prendersi cura, accorgersi e prendersi cura della marginalità significa in realtà avere un'idea dell'incontro con l'altro, perché l'incontro con l'altro non avviene tra due centralità, come dice la stessa parola, centro e centro. Lo vedi che stanno a centro? Fai conto che questo è il centro di un cerchio e questo è il centro di un altro cerchio. Come fanno ad incontrarsi? Poi ciao, come stai? Non c'è nessun contatto. Invece prova a immaginare, no? La circonferenza di questo cerchio e la circonferenza di quest'altro cerchio. Il punto di contatto è nel margine.
capito? Assolutamente. È nel limite, ed è proprio nel limite che incontri veramente l'altro e riconosci l'altro, e attraverso l'altro riconosci anche te stesso. Nel limite tu parli proprio di questa umanità della follia. Cosa hai imparato da queste persone, pazienti, ma non li chiamerei neanche pazienti, perché sono persone... Guarda, io potrei dirti adesso così, sembra quasi un'enfasi, no? Uno ci parla enfaticamente, no? Io ho imparato intanto a non avere paura di me stesso, a non avere paura dell'altro e a propormi all'altro come risorsa. Posso dirti che una delle mie così, conquiste intellettuali è questa: il tuo maggior limite è la tua più grande risorsa. Cosa vuol dire? Che quando tu incontri il tuo limite, non è che lo devi superare per forza, ma già dal limite ti affacci lì e vedi qualcos'altro che prima non vedevi, no? E cominci a percepire, ad apprendere una visione diversa delle cose. Qualcuno dice la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare, quindi... Oh, che bello, ma c'era anche questo. Quindi si ha voglia di volare, è proprio. È fantastico. Ci si affaccia da lì. Anzi no, Maria Giuseppina, chiedo scusa. Maria Giuseppina, sottolineiamo. Che Giuseppina si chiama mia madre, tra l'altro Pina. E allora è un bel nome. È un bel nome. Diciamolo. Certo che è così, e comunque sia... noi siamo, come diceva quel tizio filosofo antico, zoon politikon, no? Cioè, siamo animali sociali, no? E quindi da questo punto di vista noi non possiamo fare a meno dell'altro, no? Perché l'altro ci dà consistenza, lo sono cose banali, ovvio, no? Cioè, però quando tu stringi la mano a qualcuno, senti il calore, senti la vita, senti quello che ti può dare, ma soprattutto l'altro sente quello che tu puoi dare, sente la tua disponibilità, la tua apertura, la tua chiusura. E l'umanità è una cosa che appartiene a tutti, non è uno spazio ristretto. Assolutamente. Torniamo a Naro. A me piace tanto fare dei salti pindarici, sì, insomma. Io mi sto stravaccando, scusate. Sì. Mi sento mio agio, metto così. Allora, scusa. Sì, ma noi dobbiamo stare comodi perché dobbiamo dire tante cose. Quindi torniamo a Naro. Se tu dovessi descrivere a una persona che non è mai stata a Naro la tua città con due aggettivi, cosa diresti? È lo stesso rapporto che si ha con la madre, no? Cioè, un po' la odi, un po' la ami, però Naro è un luogo di storie, è un luogo magico, un luogo arcaico, un luogo antico, un luogo capace di, come tutte le nostre cittadine agrigentine, Agrigento compresa, no? Di estreme altitudini, come dire, e ime miserie, no? E però Naro è bellissima, è una città che tu passeggi discreta e ti riempi e ti nutre di qualcosa, ti nutre di storia, di preistoria, di barocco, di liberty. Sforna tanti artisti comunque Naro. Sforna tanti artisti, sì, cioè, ma ci sono tanti artisti, vabbè, non lo so, può essere, sarà, insomma, anche tanti medici, devo dire, tanti no? Bravissimi medici. Tanti bravissimi medici, non sto qui a dire, se vuoi ti faccio l'elenco, però mi pare brutto, non lo so se dirlo, insomma. No, perché poi ne dimentichiamo qualcuno, certo, magari c'è sempre così in cazzo. Scusi, ok. E invece se dovessi scegliere una capitale europea dove tu ritrovi un po' la tua dimensione? Beh, di capitali europee io ne conosco parecchie, diciamo quella che più mi attaglia, è quella che più mi somiglia come malinconia, come grandeur, no? Come pienezza di sé, come superbia, e però come grandiosità è Parigi. Parigi è... Mamma mia, che ti voglio dire? Non dovevi dirlo. Perché? Perché è la mia città preferita. Parigi. In Italia scelgo Milano, Parigi e poi un po' anche Londra, perché penso che Londra sia, come dire, un coacervo di culture dove sono possibili diverse alchimie, malgrado i Brexit, insomma, che ultimamente ci caratterizzano. Quindi Parigi. Anche un po' New York, però New York la trovo familiare. La prima volta che sono stato a New York sono stato nel 2009, credo, dove tra l'altro sono andato a presentare un mio libro, Lo scirocco e il mare, al Consolato Generale d'Italia, ed ho avuto un'accoglienza bellissima, straordinaria, strepitosa, questa grandezza, questa enormità, no? Urbanistica, e che però, incredibile a dirsi, per me ha avuto... mi sono sentito accolto come mi sembrava familiare, no? Mi sembrava semplice, io pensavo che la prima volta che sarei andato a New York avrei fatto e invece no,
Invece no, perché alla fine sei il cittadino del mondo. New York è una città strepitosa, ti accoglie, ti permette di esprimere quello che vuoi, un po' come Londra, anche se Londra è un po' più, come dire, è un po' più dentro la storia, no? Londra è più metropoli transculturale nel senso vero del termine. New York invece è un'accoglienza, no? Tutti hanno la possibilità di esprimersi, anche se ci sono a New York, come secondo me, più contraddizioni, però sono città a modo loro affascinanti. Hanno anche un grande potere energetico, cioè tu quando cammini per quelle lo senti, sì, perché gli abitanti, la gente che arriva a New York, a Londra, Parigi, però per me Parigi è Parigi bisogna solo viverla, in un'altra diciamo. vita credo di essere stato parigino, proprio superbo, idem, grandioso. Mossi. E dopo la pubblicità rientriamo nella splendida cornice dell'Hotel De Pini, siamo sempre in compagnia di Salvatore Nocera Bracco, musicista, compositore, artista a 360 gradi, ha scritto anche un'opera teatrale dedicata al giudice Rosario Livatino, quindi l'arte anche come impegno sociale, impegno per la legalità. Diciamo che questa figura del giudice Livatino io l'ho incontrata nel 2005, in cui veniva fuori questa figura così un po' contraddittoria, forse un po' considerata bacchettona da qualcuno, e che però quando mi ci sono messo dentro a studiarlo, a studiare i suoi scritti, un po' la sua biografia eccetera, ho scoperto una grandissima umanità, malgrado una certa, tra virgolette, rigidità apparente, e una certa, come a Nero si dice cuvietà, uno che è cuvio, che è cupo, che non ride mai. Invece c'è una foto che io uso nei miei spettacoli, che ha un sorriso dolcissimo, insomma, io l'ho conosciuto così, sì, l'ho conosciuto, ci ho parlato, ma non abbiamo mai approfondito, ero troppo giovane, diciamo, no? Allora ero da poco ad Agrigento, insomma, sono arrivato ad Agrigento nell'87, lui è stato ucciso il 21 settembre del 90, e ci fu un'associazione che si chiama Faro di Pace, che ha deciso di dar valore a questa figura. E io sono stato contattato proprio perché avevo già scritto delle cose su Livatino e avevo anche dato così spazio alla mia creatività per parlare purtroppo da artista di mafia, eccetera, anche se devo dire allora nei primi anni 90 io ero molto restio a far sentire queste cose, perché pensavo di fare la figura dello sciacallo, no? Sai, succedono le cose brutte e tutti ne approfittano, no? Un po' come adesso... Per far parlare di sé. Sì, è certo, io ho aspettato anni perché queste mie cose uscissero, e poi c'è stata questa opportunità, ci siamo incontrati con molte persone, tra cui anche Maria Luisa Corbo, una ragazza di Canicattì che ha cantato, ma soprattutto con Fausto Mesolella, che è un musicista, è tuttora un musicista, anche se purtroppo Dio l'ha chiamato in cielo qualche anno fa, il chitarrista nonché l'anima degli Avion Travel insieme a Beppe Servillo, il quale Beppe Servillo tra l'altro ha anche cantato delle canzoni, 4 canzoni, dentro questo disco intitolato Il mio piccolo giudice, dedicato appunto alla figura di Livatino, che poi ho trasformato e ho fatto diventare un monologo che si chiama La mia scelta, perché... Quindi il passaggio dalla musica al teatro. Sì, ma c'è sempre stato... Diciamo che teatro e musica per me non sono mai state due cose distinte e separate. In questo no? particolare, diciamo... In questo sempre, è sempre così, perché i miei musical, i miei teatri sono sempre dettati, dialogano con una musica, no? Canzoni, poesie... Non sai attenerti ad una sola arte, assolutamente per te no. tutto è unità, diciamo. E poi la prosa, il recitato, il ballato, insomma, non lo so, c'era Giselda che era una commedia musicale che ho fatto nel 90-91 che aveva questa caratteristica, insomma, e Livatino è per me una persona che mi permette di riflettere tanto. Lui diceva, guarda un po', diceva che noi dobbiamo sempre sforzarci di tirar fuori in qualunque situazione siamo il meglio di noi stessi. È ovvio che questo meglio deriva sempre da una crescita, da un'educazione, da una cultura che si riceve e si frequenta, no? E tuttavia questo è esattamente il nucleo del mio essere counselor. Il counseling è esattamente questo, cercare di tirar fuori il meglio di se stessi, e in più aggiungiamo noi, oltre che quello che diceva Livatino, cercare di sforzarsi di aiutare gli altri
a tirar fuori il meglio di se stessi, no? Perché facciamo tutti parte, diceva Livatino, della stessa umanità. Pensa che ho scoperto una cosa davvero interessante che mi ha un po' sconvolto, un po' come Pirandello, no? Quando scrive i 6 personaggi in cerca d'autore, quando parla, no? In questa sua novella dei personaggi che vanno a bussare, no? Per avere dignità di esistenza, e Pirandello li scriveva. Livatino aveva una visione simile. Pensa che lui passava, da quello che ho scoperto, tantissimo tempo sopra i fascicoli degli indagati, dei reclusi, mafiosi e no? E guardava la foto e la guardava e la studiava e ci perdeva tempo, perché lui diceva che doveva occuparsi delle persone, così come i medici si occupano dei pazienti, certo, così come gli insegnanti si occupano degli allievi, degli alunni, cioè lui così come i genitori si occupano dei figli. C'è anche un magistrato, deve occuparsi di quelli su cui sta indagando, che sono accusati allo stesso identico modo. Certo, lui diceva spesso, comunque la frase è rimasta storica: quando moriremo nessuno ci crederà, ci chiederà quanto siamo stati credenti ma credibili. Ah, non c'è dubbio, anche questo aspetto, tra l'altro mi dai la stura per parlare anche di questa cosa della beatificazione, no? Con la quale io diciamo, ho una posizione molto neutra. Diciamo che la mia posizione è laica, per quanto io sia molto credente, tuttavia ho scoperto cose interessanti, talmente interessanti che vale la pena dirle. Per esempio, c'è questa la signora Valdetara Canale, no? Questa signora di Pavia, che sembra affetta da un gravissimo una malattia del sangue, diciamo, una specie di linfoma leucemia, insomma. Sì. E lei dice di essere guarita dopo aver sognato una persona che non sapeva chi fosse, che le ha detto guarda che la forza di guarigione è dentro di te, gli ha detto questo, che poi ha scoperto essere Livatino attraverso una fotografia e l'ha detto a tutti. Ma se vado a vedere la biografia di questa Elena Valdetara Canale, nel mio monologo io parlo come Livatino, come se fossi vivo in una dimensione diversa dalla nostra, e dico che questa Valdetara Canale ha una caratteristica: insieme al marito si occupa di bambini disagiati, di bambini handicappati, di bambini con problemi. A proposito, no? Che poi rientra sempre questa storia del disagio e della marginalità nella mia vita, anche attraverso Livatino. E però la cosa più bella è che questa Elena Valdetara Canale non solo se ne occupa e ospita a casa sua bambini con problemi, affidamento, senza genitori, orfani, eccetera, ma addirittura li adotta. Lei e suo marito hanno avuto il coraggio di adottare un bambino Down con gravi problematiche cardiache, un bambino focomelico totale, cioè senza braccia e senza gambe. Quindi è questa proprio la credibilità che tanto... Allora, vuoi vedere? Ecco perché parla di Livatino, no? E c'è carità più grande di questa, che prendersi cura dell'altro, che non ha nessuno che si occupa di lui. E questa è la carità vera, è questo il riconoscere l'altro come possibilità di mettere in gioco delle risorse che non solo come dire, ci sostengono nel nostro ego, ma nello stesso tempo ci fanno diventare un umile strumento. Assolutamente. Salvatore, qual è il tuo rapporto con la spiritualità? Oh, beh, guarda, potrei dirti il mio rapporto con la spiritualità, e diciamo che nella mia evoluzione, per quello che può servire, adesso io non sono lì che faccio il bacchettone, non mi interessa, no? Non sono nemmeno dentro come dire, una visione dogmatica delle cose, che poi è anche tipica della scienza in alcuni casi, sì, non solo delle religioni, ma certo un conto è la spiritualità e un conto è la religione. Diciamo che è stata una scoperta la tua spiritualità? Sì, è stata un cammino che io mi commuove parlare, insomma. Diciamo che c'è una figura importante nella mia vita che ha a che fare con la Madonna. Adesso per favore non statemi lì a guardare strano e non parlate male di nessuno. Allora, la figura della Madonna per me è fondamentale perché mi ha insegnato una cosa. Non tanto la storia del dogma vergine e non vergine, non è questo il punto importante, adesso non voglio scandalizzare nessuno. La cosa più importante è che lei mi ha insegnato a dire sì. Allora, la Madonna è una persona che dice sì. Magari era marginale, è rimasta incinta, avrebbe rischiato. Lei ha detto di sì, ha accettato quello che le capitava, indipendentemente dalle circostanze.
E accettando questo è ovvio che se messa nelle mani di qualcosa, o di qualcuno in questo caso, che lei chiamiamo Dio, altri chiamano Cosmo, altri chiamano Ente Supremo, altri chiamano Energia Universale, come la vuoi chiamare la chiami. Però è quello di, comunque è il messaggio di non opporre resistenza a questo esattamente, flusso, diciamo. E questo comporta il fatto che tu, senza che te ne accorgi, cominci a donarti, no? Non solo cominci a nutrirti di ciò che ti viene donato, soprattutto quando non te ne accorgi, ma cominci a donarti. E lì cominci a percepire questa cosa dell'amore con la A maiuscola che ti fa un po' pensare, no? Ti fa un po' riflettere, no? Per cui dici, ma cosa vuol dire amare, no? Tu dici, ah, come? Quello si occupa del cane, gli compra, no? Certo, ma anche il cane randagio, per dire, ma perché non ti occupi di uomini? Allora, io devo dire che fino a qualche tempo fa anch'io la pensavo così. Poi invece ho scoperto una cosa, te la voglio comunicare questa cosa come scoperta mia, che ha a che fare anche con il confronto con vari studiosi, ovviamente. Che può comunque anche interessare il nostro Vediamo pubblico. un po' se siete d'accordo. Se voi manifestate amore, qualunque sia l'oggetto del vostro amore, amore come atto gratuito, come atto di carità, fosse per un uomo, fosse anche per un cane, per un gatto o per una banalissima pianta di cui ogni giorno vi prendete cura perché ci date l'acqua, io percepisco questo e lo dico indipendentemente da mode che normalmente circolano e che dominano, diciamo così, il pensiero comune, no? Io dico che qualunque capacità tu hai di manifestare amore va ad ingrandire, come dire, un amore cosmico dentro cui tutti possono attingere per a loro volta manifestare amore. Quindi non abbiate paura di amare qualunque cosa, non c'è differenza di persone, uomini, cose, animali. La cosa importante è amare, e l'amore gratuito è veramente come dire, perché è un discorso alto, diciamo, ma è anche semplice, cioè l'amore si nutre di se stesso e prolifera in un certo qual senso. E fa proliferare, certamente, e fa incontrare gli altri in un modo diverso, no? Fa incontrare gli altri senza pregiudizi, senza preconcetti, senza schemi precostituiti, no? Fa incontrare l'altro così com'è, perché l'altro non solo va accettato, perché non è che io accetto l'altro da una posizione superiore, io lo accetto come se fossi... Come se tu fossi superiore, un superiore, perché l'andro... Non è soltanto un problema di accettare l'altro, è un problema di accettare anche se stessi e di vedersi, come dire, su un piano simile, anche se a volte le posizioni sono diverse. Amare l'altro può voler dire anche permettergli di essere, e tu lo nutri attraverso quello che tu puoi dargli, cioè la tua piccola stima, basta uno sguardo, basta una carezza, basta una benevolenza. Basta, no? Una frase magari certo, detta però con il cuore, non come stai e non ascoltare la risposta, ma come stai e ascoltare ciò che hai da dire. Il messaggio che potrebbe derivare da questa storia della spiritualità è questa, è che noi quando parliamo spesso, no? Entriamo sempre in competizione, spesso competizione negativa, ci odiamo, ci spariamo, siamo invidiosi, siamo gelosi, ma porca miseria. Dovremmo noi averlo come esercizio, come dire, educativo prima di ogni azione. Noi dovremmo imparare a benedire, dovremmo imparare a benedire e a benedirci. Cioè io benedico te perché parlo bene di te, perché a priori ti benedico, e dunque la benedizione è già un predisporsi a vedere l'altro, e a rispettarlo per quello che è. Partire con, insomma, il piede giusto. Certo, certo. Allora, parliamo un pochino dei tuoi libri, perché c'è tantissimo da dire, abbiamo poco tempo, però va bene, perfetto. Almeno parliamo del nuovo libro di Salvatore Nocera Bracco, e questo di qua, Il medico artista. Medico artista, unica parola. Medico artista, ecco, dal corpo, la cura e le parole. Tra l'altro edito Medinova con prefazione di Matteo Collura. Quindi questo libro un po' raccoglie tante esperienze importanti della tua vita, esperienze di rilievo, e dove coesistono perfettamente, diciamo, il tuo essere medico e il tuo essere artista. Sì, esatto. Diciamo che il medico artista non è proprio un medico che fa l'artista, ma è un medico che decide di considerare la medicina un'arte, no? In quanto l'arte è la modalità, come dire, di sapere che ti permette di entrare in contatto immediatamente con il mondo. Invece, diciamo così, il sapere tradizionale, quello scientifico, ha bisogno di mediazioni, no? Devi studiare, devi approfondire, eccetera, eccetera, quindi sviluppi altro. Non che le due cose siano in contrapposizione, anzi, il medico artista è un medico che mette al centro della sua opera, del suo essere medico, la persona,
e la persona è sempre un evento unico e irripetibile, molto poco dentro degli schemi precostituiti certo. E controllabili, e tuttavia lo schema però, come dire, la regola, l'ordinamento ti aiuta in qualche modo a, no, a stare nell'altro, ecco, anche attraverso modalità di comportamento che possiamo più o meno riconoscere, non fosse altro che come frequenza, no? Cioè una frequenza statistica, eccetera. Ora la questione qual è? Che quando tu scrivi un libro, no? Hai un'idea di scrivere un libro, per esempio io ho molte esperienze editoriali, ne cito un paio alle quali tengo tantissimo. Ragioni del Fuco. Una è Le ragioni del Fuco, che ho pubblicato con la prefazione di Rino Caputo, un grande italianista italiano, a Palermo con Spazio Cultura Edizioni di Nicola Macaione. È una bellissima esperienza che mi permette tutt'oggi di ancora elaborare progetti a Palermo. Adesso stiamo elaborando la seconda parte che si chiama Il Fuco non muore, che è una cosa, insomma, il fuco è il maschio dell'ape, per chi non lo sapesse, il meschino fra una buttata. Dell'ape domestica. Esattamente, ecco. Esattamente. Ed è una dimensione in cui c'è una dimensione introiettiva, teatrale, letteraria, no? Invece il medico artista con Medinova, con il quale che il mio amico Antonio Liotta, tra l'altro il dottor Antonio Liotta, fondatore dell'Hospice, devo dire, è una persona molto, molto, molto profonda da questo punto di vista, è sensibile alle tematiche che io normalmente affronto, è più un assemblaggio di esperienze diverse in vari momenti diversi. Tra tutte, no? Le esperienze una importantissima, quella in Africa, sei stato in Congo, certo, in Kenya. No, in Kenya. In Congo stiamo gestendo insieme a mia moglie un progetto insieme a un sacerdote, a Padre Blaise, una serie di progetti che dovrebbero permettere alle persone di comprare un pezzo di terra e gestirsela piantando fagioli, no? In Kenya invece sono andato con la mia scuola di counseling un paio di volte a occuparmi di formare educatori che si occupano di bambini di strada che sniffano colla. Altri problemi molto importanti. Problemi molto gravi. Ho incontrato realtà eritree, diciamo così, a proposito di rapimenti, dell'ultima ora il rapimento di questa nostra concittadina Silvia Romano si chiama, che è stata rapita in Kenya, a Malindi, nei pressi di Malindi, e portata probabilmente in Somalia da alcuni terroristi, insomma, somali, eccetera. Ora, il problema dell'Africa è un problema molto, molto vasto. Adesso non sto qui a discutere, sì, è giusto aiutarli a casa loro oppure no, però altrettanto è giusto riflettere sul fatto che noi vendiamo loro le armi, li destabilizziamo politicamente, perché dobbiamo prendere le loro materie prime. Vi ricordo che il Congo, il Chad, pur essendo le nazioni più ricche del mondo in materie prime di qualunque tipo, chi lo catena in destra e l'anno, e però sono anche i paesi un po' più poveri. Il contrabbando di coltan, che è quel materiale, quel minerale con il quale si fanno i telefonini, le schede, i computer, eccetera, è un affare lucrosissimo che permette ad alcune joint ventures informatiche di accrescere il loro profitto a discapito di bambini che muoiono nelle miniere, di bambini che muoiono di fame, di destabilizzazioni politiche che non servono a nessuno. Certo, poi ci lamentiamo che li accogliamo. È ovvio che c'è un po' una contraddizione, bisognerebbe riflettere a livello, come dire, più globale, più globale, anche su livelli più umani, diciamo, no? Che non politici, sovranisti, eccetera. Adesso non voglio fare polemica con nessuno, ma l'umanità al di sopra, certo. L'umanità al di sopra di tutto. Ecco, brava. Assolutamente. Quindi lasciamo un po' il nostro pubblico con questa massima che mi piace tanto. L'umanità al di sopra di tutto, sempre. Sì. Che sia medico, che una persona sia un artista, che sia un ragioniere. Beh, non c'è dubbio, ma è ovvio che ogni nostra azione è dettata dal fatto che siamo innanzitutto uomini, donne, siamo persone, no? E come tali entriamo in contatto attraverso dei mezzi che sono diversi. Sono diversi i mezzi, sono diverse le predisposizioni, sono diverse le culture, le esperienze, ma poi alla fine l'umanità una è. È una, assolutamente. Grazie mille, grazie Salvatore Nocera Bracco, e grazie agli spettatori di Shooting, e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.